Bella a tutti raga, ed eccoci qui in questo nuovo video che uscirà adesso praticamente, perché è tempo di registrarlo e uscirà, però è praticamente un regalo di Natale. Perché? Perché ovviamente, come avrete saputo tutti, Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari. Vi dico in breve la mia. Sono molto contento che sia arrivato il mister. In primis perché ho un affetto nei suoi confronti molto importante. Secondo perché umanamente ritengo sia una delle persone più belle che gravita intorno all'ambiente calcio. E terzo perché provo un affetto spontaneo in tutte quelle persone che sono romane e hanno a che fare con il Cagliari. Non a caso io ho vissuto appieno e nel pieno godimento il periodo da tifoso del Cagliari, proprio perché c'era Conti come capitano, che per me è stata la bandiera indiscussa ed assoluta. E il ritorno di Ranieri, perché di ritorno si parla, a me non può che far piacere. Però ho un grande timore. Il mio timore è che, nonostante tutto, il presidente possa continuare a fare quello che ha sempre fatto fino adesso ed essere stato semplicemente accomodante nei confronti del mister per cercare di comunque tenere a bada i tifosi. Quindi sostanzialmente darci il contentino perché è arrivato Ranieri, ma continuare a fare quello che ha sempre fatto. È un timore molto forte, devo essere sincero. E forse ho più paura piuttosto che felicità nel vedere che è ritornato il mister. Però ci tengo a fare questo piccolo disclaimer, ok? Importantissimo. E su cui ci tengo veramente tanto. Ve lo dico, poi il video finisce. Video veramente molto breve, Se, anzi, non se, Ranieri è arrivato a Cagliari. No, se Ranieri arrivasse. Ranieri è arrivato a Cagliari. In questo caso, se Ranieri dovesse fare male, tutti quei tifosi che hanno rotto il cazzo a Liverani devono stare zitti. Tutti quelli che hanno rotto i coglioni a Liverani, se anche Ranieri dovesse fare male, tutti muti. Tutti muti, perché io sono anni, non è che voglio elevarmi a qualcosa di più rispetto agli altri, ma è un dato di fatto. Sono anni che vi dico che il problema non è soltanto il mister. Sicuramente Liverani in questi mesi ha avuto delle colpe, ma non è stato lui l'artefice di tutto questo, ok? Se, e speriamo non succede, però se succede che Ranieri fa male quanto o peggio di Liverani, tutti quelli che criticavano Liverani devono stare zitti e incominciare a capire che l'allenatore nell'ambiente di Cagliari è l'ultimo dei problemi. Questa è una cosa che mi preme molto dire, perché secondo me molti stanno sbagliando l'inquadramento con cui guardano la cosa. Non è possibile che in 8 anni il problema è sempre il mister. Non è possibile. C'è qualcosa che non va. Quindi facciamo tutti gli scongiuri. Non voglio fare la cucurra. Ho detto se è un'eventualità che non mi sento di escludere. Però è ovvio che io mi auguro che da adesso fino a maggio Ranieri faccia 93 punti. Pure se è infattibile, ne faccia 93. Ma soprattutto mi auguro che la squadra che scende in campo io la veda lottare per 90 minuti. Perché, come ho scritto anche nella petizione, per me il risultato sportivo può anche passare in secondo piano, non è quello che mi importa principalmente. L'unica cosa che voglio vedere è in campo una squadra che lotta. Prendo come esempio
cardine a cui un po' tutti magari potranno attingere, chi se lo ricorda, una partita giocata anni fa in casa contro il Napoli. Una partita che perdemmo 1-0 all'ultimo minuto con una punizione di Milik. Non so quanti se li ricorderanno. Fu una partita spettacolare. Il Cagliari giocò una partita come Cristo comandò. E uscimmo dal campo sconfitti, in effetti. Ma io ero talmente contento di aver visto quella partita che non dissi assolutamente nulla. Sconfitti a testa alta. Io voglio che il Cagliari gioca costantemente così. Vincere, perdere, pareggiare, non importa. Uscire dal campo a testa alta. Io questa è l'unica cosa che chiedo. Questa. Niente. Non so che altro dirvi, perché sono contento. Sono contento che sia tornato. Ho paura però. Ho paura. Ma la cosa che mi premeva di più era quella del mister. Cioè, nel senso, smettiamola di continuare a dare le colpe ai mister. Io mi auguro che tutto sia cambiato, che con Ranieri la situazione la mente mi impone di pensare che possa cambiare, perché Ranieri non è una persona così accomodante. Però ho sempre questo timore. E se anche Ranieri farà male, nella speranza ovviamente che non lo faccia, ce lo auguriamo tutti, dobbiamo incominciare, anzi, chi non l'ha fatto dovrebbe incominciare ad aprire gli occhi e capire che la maggior parte delle volte, se non quasi mai, in questi 8 anni, la colpa era del mister. Detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.